era l'elite politica del momento. Tra l'altro il 5 di dicembre c'era un'interessante conferenza sulla partecipazione fatta dal governatore di Baden-Württemberg per decidere diciamo, sulla nuova legge di incentivo della partecipazione da parte del governo regionale. Il bilancio partecipativo, per esempio, a scala cresciuta, come nel caso della regione del Poitou-Charentes e oggi della regione del Nord-Pas-de-Calais in Francia, che non è più solo come nei primi 6 anni un processo dove in ogni scuola più di 35.000 studenti decidono della distribuzione di 11 milioni di euro. Non è solo questo. Finalmente dopo 6 anni si sono rafforzati al punto che la lobby dei direttori delle scuole, che voleva tenere per sé il monopolio della distribuzione delle risorse alle diverse scuole, è stata rotta perché il processo è diventato così forte che la governatrice ha avuto la forza di poter dire: ora estraiamo a sorte sulle liste di rappresentanti autocandidati per ogni scuola un numero di persone che stanno in un consiglio di tutta la regione che decide quali sono i criteri con cui si distribuiscono alle scuole urbane, rurali, alle scuole vecchie, alle scuole nuove, i fondi. Cioè invece che ogni scuola avere 300.000 euro si considera che la scuola ha più bisogno che non bisogno. Quindi il processo è un processo di mera redistribuzione di risorse su base territoriale, diventa un processo di inclusione sociale, di giustizia distributiva, basato su questioni di solidarietà che vengono finalmente poste agli alunni, ai familiari, ai professori, da questa necessità di costruire questo sistema. Andiamo avanti. La legge toscana sulla partecipazione, questo è il town meeting, uno dei metodi usati nel 2006, un modo nuovo di usarlo non per assumere decisioni di politiche, ma per costruire un testo legislativo, che è una cosa molto diversa e molto più difficile, ma questo può essere interessante, può essere un metodo, si può fare in maniera wiki, si possono fare, però questi spazi chiaramente sono spazi di conoscenza reciproca, di dibattito, metà dei partecipanti erano estratti a sorte, metà erano invece automobilizzati, no? Quindi questi tavoli misti o tavoli omogenei per studiare il comportamento anche, perché è importante sempre accompagnare queste cose con studi, il comportamento diverso dei tavoli formati in maniera differente, costi molto alti, va detto, perché comunque un tappetino elettronico richiede molte persone, però che ha un grande vantaggio. L'elemento focale è quello che in ogni tavolo piccolo le persone si sentono a loro agio, quindi parla anche chi in un'assemblea come questa non parlerebbe, perché si sente castrato dal pubblico, dalla capacità di altri di parlare meglio. Non solo, ma uno degli obiettivi del town meeting è quello di far convergere sullo schermo principale le istanze di minoranza che vengono dai tavoli. Quindi non più un tavolo dice votiamo a maggioranza dentro la cosa e proponiamo dal nostro tavolo solo cose a maggioranza. No, la voce della minoranza va sullo schermo generale e dà la possibilità a tutta l'assemblea di 500 persone di votare un elemento che una sola persona ha proposto. Cioè la grande differenza è che la rappresentatività non è più delle persone, è delle idee. Un'idea sostenuta da una persona vale quanto un'idea sostenuta da 1000 persone. Certo, poi c'è un filtro. Il secondo filtro è che se quell'idea poi non è difesa e non è fatta propria da altri, quell'idea non passa alla fase successiva. Ma l'importante è che quell'idea nel percorso sia comparsa. Se quell'idea viene castrata all'inizio, noi nel percorso non l'abbiamo più. Quindi il problema è anche di trovare metodologie che permettano a tutte le idee di avere la stessa dignità. È un metodo che si usa nel metodo prossimo, che è quello... no, non era questo. Sì, era nel dibattito pubblico, no? Sul dibattito pubblico volevo dire due cose. In Francia è una legge nazionale. In Italia sono state fatte due grandi esperienze, quella delle autostrade di Genova, della Gronda, 2 anni fa, e poi quella di Montaione per la ricostruzione di un borgo, in cui però l'impresa che ricostruiva il borgo medievale chiedeva la costruzione di campi da golf, no, di tutto un sistema paesaggisticamente spaventante, non so, in questo borgo medievale. Siccome mi devo avviare alla fine, volevo dire che l'altra cosa che mi interessava era quando l'assessore parlava prima delle questioni per esempio del silenzio mediatico. Una delle scelte che è stata fatta nel dibattito pubblico di Genova è quella, come quella sulle nanotecnologie di Francia, è stata di discutere di un tema teso. Mi ricordo che il bilancio partecipativo di Bergamo si basava su questo, sceglieva ogni anno dei luoghi frutto di tensioni, luoghi contesi tra usi